Il battesimo dell'ULSS 7. Il Veneto finalmente ha la sua pedemontana, solo che non è la superstrada, ma la nuova azienda sanitaria nata dalla fusione di quella bassanese con quella dell'Alto Vicentino. E dopo un anno di rodaggio è già tempo di pagelle. Si è iniziato subito col passo, col piede giusto e con il passo ben segnato. Ecco, anche le idee chiare servono in questo. Quindi un bel 8. Le buone pratiche che ci sono in una o nell'altra parte devono essere scambiate, mutuate, e credo che questo sia anche il senso dell'USL pedemontana di oggi. Quindi il voto? Il voto anche qui è un voto buono. Le madrine di battesimo promuovono l'ULSS 7, ma sotto esame c'è anzitutto il direttore generale. Ma io mi darei un 7. Non male, eh? Sì, mi pare di aver fatto bene, è un anno di transizione. È chiaro che è un giudizio molto soggettivo, come potete immaginare, quindi è viziato anche dal fatto che lo do io, che sono, Che si piace. che sono il diretto interessato. Intanto il direttore generale si promuove, però resta sotto osservazione. Toccherà al Consiglio e alla Giunta regionale dare un giudizio definitivo. Per noi è fondamentale che i cittadini abbiano un'ottima immagine del proprio presidio ospedaliero. Proprio per questo, e in base anche alle indicazioni che ci daranno i cittadini, poi noi valuteremo l'operato dei singoli direttori generali. Insomma, saranno i cittadini a dare indicazioni. Per questo il presidente dei Veneti, Luca Zaia, ha annunciato che in ogni ospedale ci dovrà essere una grande foto del direttore generale con numero di telefono e indirizzo email. Sì, sto cercando un bravo fotografo per prima cosa, perché cercherò di avere una bella fotografia. Ci siamo noi, qui c'è il cameraman che la riprende. Ecco, una bella fotografia e adesso numero di telefono e mail. Allora, la mail la stiamo adesso definendo con gli informatici, nel giro di qualche giorno avremo la nuova mail del direttore con la USL pedemontana e lo stesso per quanto riguarda il cellulare. Quindi attendete fiduciosamente. Attendete fiduciosamente che tra qualche giorno sarà operativo. Promesso? Certo.